Grazie. È un piacere. E ora, se a Sua Signoria non è di disturbo, possiamo rimettere i nostri cuori in sella. A Portsmouth mi avevi promesso il tesoro di una regina, ricordi? E ci ho creduto. Ecco qui, capitano. Comprati i gioielli della corona. È criminale il modo in cui Navajo e Apache si ammazzano a vicenda. Il suo scalpo. Nessuno in casa? Resta a distanza. Ho intenzioni pacifiche. Ti ho sentito suonare e volevo unirmi. La tua città di provenienza? Buffalo. Però ora mi sto dirigendo verso Santa Fe. E così ti piace la musica, eh? Ah, sì. Ce l'ho dentro il sangue io, la mania della musica. Dici sul serio? Sì, io ogni tanto canto qualcosa. Amen è la mia preferita.
Senti, avete intenzione di restare a Santa Fe? Io sto aspettando che arrivi la merce da St. Louis. E ho sentito dire che si possono fare dei quattrini commerciando con gli indiani. Hai sentito bene. Gli indiani sono un buon affare. Buongiorno, posso avere dell'acqua? Certo. Grazie. Dove posso lasciare il cavallo? Da Blacksmith. Buongiorno. Buenos dias. Vieni da lontano? San Francisco. Ah, San Francisco. Ma è vero che i californiani vogliono diventare indipendenti dal Messico? Non sono ancora così forti, ma prima o poi accadrà. Per quanto tempo avrò l'onore di tenere questa bella bestia? Per 2 o 3 giorni. Quanto viene? $1 a giornata. È parecchio salato. Ma i federalisti preferiscono essere ricchi che rispettati. Sei qui per la barba e i capelli? Sembrerebbe di sì. Beh, ragazzo, io apprezzo gli uomini che badano al loro aspetto. Sei solo di passaggio? Anche a me piace stare in movimento. Qual è il tuo ramo? Cacciatore? Eh? Non sei un cercatore d'oro. No. Vedo che hai appresso una di quelle nuove ripetizioni. Ci sono. Sei un bounty killer. Eh? Più dolce che le palle di bufalo cotte nel miele. Bene, è bello parlarti. Buongiorno, miss. Buongiorno. Quando parte una diligenza per New Orleans? Orleans? Passa per il territorio Comanche. Bene? L'unico modo che so è andare in treno fino a St. Louis e poi in battello sul Mississippi. Bene. Amos, quanto chiederesti a questa signora fino a St. Louis? Niente, neppure un centesimo. Buongiorno, signorina. Noi partiamo domani mattina presto. Lo considererei un piacere. Certo, ne sono più che sicura. Devo solo essere trasportata.
Non imbrogliamo. Coi dadi. Indiano, vuoi giocare? Gli piace, eh? È meglio degli specchietti. Beh, vediamo questo. Ti piacciono i coltelli? Eh? Dammene un altro. Quell'indiano finirà per togliergli i pantaloni. Sono truccati. Tu imbrogli, bello mio. Adesso ti sistemo io, indio. Magici. Sì? Potrei sedermi? Prego. Grazie, signor... Rainbow. Signor Rainbow. Ascolti, signor Rainbow, avrei bisogno dei suoi servizi. Vede, mio padre è un mercante benestante che ha una certa reputazione e influenza a New Orleans e quel bruto non è né mio marito né mio compagno di viaggio. Lui mi ha sottratto alla mia famiglia e mi ha trascinato in questo posto selvaggio. Ma io che dovrei fare? Beh, l'unica cosa da gentiluomo, scortarmi giù a New Orleans. Naturalmente sarà ben pagato. La ringrazio per l'offerta, ma non credo mi stia dicendo la verità. Perché dubita di me? Non vede che sono una signora? Cos'è? Ah, per i servizi prestati con onore nell'esercito, capitano Jefferson Davis. Ah, sì che è un soldato! Avrei adorato vederla marciare in battaglia. Sono stata invitata spesso ad assistere al cambio della guardia a Wellington Palace.
Scommetto che ha avuto molti nastrini, signor Rainbow. Io non ho avuto niente, non facevamo cose gloriose. Massacravamo gli indiani, perciò ho mollato. Non posso credere che un uomo come lei sia un disertore. Io non la vedo così, comunque. Ah, e lei verso che direzione sta viaggiando? Sud, Texas. Capisco. E spera di essere ben pagato per le sue abilità. Me l'aspetto, sì. Qualsiasi somma sarà sufficiente. Stai programmando di fare del commercio qui intorno? Sembra la località adatta per mettere un avamposto. Davvero? C'è un piccolo villaggio qui. Deserto. Scusami, non ho capito bene. No, no, grazie. Gli Apache non sono troppo amichevoli. Arrivano sempre all'ora della siesta. È abbandonato da più di un anno quel posto. Apache, Hopi, Navajos, non c'è differenza, tagliano tutti la gola. Ti tolgono la scalpo, lo appendono ad un palo e ci danzano intorno per tutta la notte. Tu non sei il primo a pensare di andare lì. No, molti commercianti, ma un sacco di cercatori. E cercavano cosa? Oro. Quei selvaggi ci nuotano dentro. Bello carico, vero? Lo sapevo che non eri un commerciante, ma va bene. Sì, va bene. A me piace la gente che non spiffera in giro i suoi affari. Dove l'hai trovato? L'ho raccolto per terra nel saloon. Hai già chiesto una concessione? Te l'ho già detto, amico. Sono commerciante. Sicuro, capitano. E io sono la regina di cuori. Lei continua a non credermi. Lei è molto bella. Ma io non ho nessuna intenzione di uccidere un uomo che non mi ha fatto niente. Lui non ti ha creduta, vero? Allora? Impurità del metallo 12%. Contenuto carbonico apprezzabilmente basso. La cristallizzazione strutturale 3,5. Solubile. E se parlassi una lingua che capisco? È una delle pepite più ricche che abbia mai visto. Il mio amico, il capitano. Lo conosci, il capitano? Ha portato una pietra qui. Sì. Sì, cosa? Sì, mi ha portato un campione.
ci stavamo chiedendo se erano dello stesso filone. A mio avviso, penso di sì. Ciao, bello. Ciao. Come ti senti? E chi è? Chi è questa bellezza? Che succede? Come stai? Ne vuoi? Ti piace? Mi sei mancato. Su, mangi. Ti piace, vero? Partiremo molto presto. Ce ne andremo di qui domani. Ok? Ok. Ci vediamo domani. Buonanotte. Le dispiace se mi siedo qui? Prego. Mi farebbe un favore se leggesse questo. Affinché sia noto a tutti che la prima parte del contratto stipulato con... Ma perché non mi espone quello che vuole dirmi? Non posso biasimarla. Quelli usano un linguaggio che solo loro riescono a capire. All'incirca un anno fa ho portato la mia nave a Portsmouth Harbor per l'ultimo attracco. La ragazza faceva la cameriera a casa di un uomo d'affari che si interessava di miniere, Sir John Hampton. Abituato alle classi più basse, mi sono accorto che la sua ambizione era sfrenata. Lei mi interrogò per tutta la notte, chiedendomi se in qualche posto dell'America avrebbe potuto essere diversa da quella che era sempre stata. Così, in cambio del passaggio, promise di servirmi per 5 anni interi. Questo documento fa di lei la mia protetta. E intende schiava, non è così? Il tutto è perfettamente legale, accettato e sottoscritto di sua libera e spontanea volontà. Sono venuto per commerciare con gli indiani. Mi hanno detto che secondo i costumi dei Navajo, sorso lucente vi deve la vita. Capisco dove vuole arrivare.
Ma non mi interessa questo tipo di affari. Scappi via da noi, capitano? Quanto tempo pensi che ci vorrà prima che i vostri scalpi pendano come decorazione in una capanna indiana? È tutta brava gente e a buon mercato. A buon mercato? Diciamo una partecipazione a metà in quel tuo filone d'oro. Sei tanto stupido quanto cocciuto. Penso che siete pazza, signora, fare questo viaggio da solo. Non solo per via degli Apache. Ma qui dovete attraversare Jornada de Muerto, il tragitto della morte. Non c'è acqua e non c'è ombra. E il sole vi piegherà alla sua volontà. Capitano, fermo! Vi ripeto ancora una volta che dove andate i miei federales non possono darvi alcuna protezione. Sì, ho capito. Questa mattina una pattuglia ha trovato 3 Apache morti. Gli indiani muoiono ogni giorno, come noi. Questi erano appena stati dal barbiere. Yup, yup. Calma, capitano. Veniamo tutti quanti al tuo abbandonato. Non basterebbe per tappare un culo.
E allora? Io speravo in una doppia coppia, ma sembra proprio che non c'è nel mazzo. Allora ecco dove si nascondeva. Però avrei questo 3 qui. Porca schifa. Ehi! C'è abbastanza casino col vento, senza che sbattete da tutte le parti. Ci siamo trovati nel mare del nord a metà di dicembre, navigando verso Glasgow, quando una massa nera si è profilata all'orizzonte. Per quasi 2 settimane, un vento freddo radazzò il ponte. 10 uomini furono spazzati via prima di avere il tempo di andare sotto coperta. Eravamo in 50, certo, 50. Tutti stivati in un locale che era la metà di questo. Gettati contro la paratia. Così forti che potevi sentire le ossa spezzarsi. E per tutto questo tempo, dalla bocca di nessuno di quei poveracci, uscì mai un sospiro. Sai qual è il problema, capitano? Non hai mai avuto una barca. Forza, entra. È sempre un piacere vedere una faccia conosciuta. Non avevo mai visto un vento del genere. Non vedevo ad un palmo dal naso. Ok, grazie. Cosa ti ha portato qui? La città non era sul cammino, però ho visto la luce. Non mi importa di dirtelo, sai. L'averti visto ieri sera mi ha colto di sorpresa. Non ci ho dormito. Delle cose continuavano a ronzarmi in testa. È arrivata la mattina e quei pensieri stavano sempre lì. Sai, non ho chiuso occhio. Ero steso lì mentre il sole s'alzava. E continuavo a chiedermi: ma perché diavolo quel Rainbow è venuto quassù? Avrà saputo dell'oro? O per via di quella ragazza? O tutte e due? Così hai qualcosa a cui pensare. Dico bene? North country made up to London had strayed, although with her nature it did not agree. She wept and she sighed and bitterly she cried, how I wish once again in the north I could be. Una bella canzone. E cos'è, la melodia o la cantante, signor Rainbow, che attira la sua attenzione? Lei è molto schietta, signorina, La ringrazio. quando vuole esserlo. Può passarmelo, per favore? Grazie.
Ma come ha potuto vendersi così? Ho paura che lei non capirebbe. 5 anni asservita. Così ha detto il capitano. Quando non avevo ancora 6 anni, i miei genitori erano così poveri che dovettero vendere la loro unica figlia come cameriera. Sì, madame, no, madame, certamente, signore. Io mi alzavo all'alba, andavo a letto alle 10. A 12 anni ne dimostravo 20. Cosa sarei sembrata a 25? No, grazie, signor Rainbow. E penso proprio di doverle delle scuse per come mi sono comportata in albergo. Mi dispiace. Non c'è bisogno che vieni più vicino. Qualcuno vuole offrirti da bere, Gringo. Lasciaci da soli. Fa parte della mia riserva privata. Va giù più dolcemente che il latte dalle tette. Siedi. Non bevo a quest'ora. Ti importa se bevo io? Mi stavo chiedendo se ti interessa unirti alla mia iniziativa d'affari. L'oro del capitano? Vedo che ora ci capiamo nuovamente. Quando partirà per cercarlo, noi saremo lì come soci. Cacciatore di scarpe. Tu non sei solo in gamba. Sei anche generoso. Beh, penso che dividere sia l'unica cosa da fare. Quel falso marinaio è avido. Che tipo di società avevi in mente? 40-60 è una proposta ragionevole. E gli uomini? Stavo pensando a qualche cambiamento. Beh, ci penserò su. Certo. Pensaci. Prendi il tuo tempo. Magari potrei preparare una minestra. Ti chiedo soltanto di cercare di rendere le cose tollerabili. Tu pensi che queste maniche debbano avere dei laccetti? Sarebbero carine. Io voglio che prepari una minestra. Ah, essere più pratica. Mm? Esatto. E se piuttosto mi procurassi una piccola scorta di quattrini, sdraiandomi sulla schiena con i nostri amici là fuori. Mm?
Ho preparato una minestra deliziosa. Ne sono sicuro. La prego, mi porti con lei. Solo fino alla prossima città, non le rallenterò il cammino. E che dirà il capitano? Se gli importasse di me, mi avrebbe portato in un posto così, con loro. È il tesoro che gli interessa. Dove è finito? Angel! Hai visto il capitano? Sì. Se n'è andato. Merda.
Non ricordo più quante volte gliel'avevo detto. La siesta non è il momento adatto per disturbare la gente. Mio signore, qui giace il nostro buon amico e compagno di sventura Angel. Viaggiava insieme a noi da un anno ormai e salvo per 3 errori ci trovavamo bene. Spero solo che quando arrivo lassù saprai come usarlo. Beh, sapeva bere come il migliore di noi. Era molto svelto col coltello. Noi riconsegniamo il suo corpo alla terra, sperando che nessun altro qui intorno si faccia venire strane idee. Verrà il regno dei cieli, e il Signore è il pastore, cenere alla cenere, polvere alla polvere. E i fedeli non vogliono Amen. Il capitano si è quasi beccato una freccia nel cimitero indiano. Nel cimitero indiano. Devi stare attento a quando commerci, capitano. Gli indiani morti non sono un grande affare. Mi immagino l'amico di Rambo, Orso Lucente, che siede su tutte quelle pepite. E tu che cerchi di imbrogliare i suoi compagni con i tuoi specchietti. Tracce di pittura Apache vicino al villaggio Navajo. E allora? Ne ho visti una quindicina dipinti e pronti alla guerra. Ed erano diretti verso il villaggio.
Avanti, capitano! Dobbiamo salvare le nostre pepite! Dividere quella ruota. Mi chiedo come faranno Rainbow e Delaware a spendere la parte che gli spetta. C'è solo una parte, amico. Ed è mia. Oh, questo lo so benissimo. Che ne dici di una quota 60-40? 80-20 è una divisione migliore. Che ne dici di una quota 60-40? 70-30 ed è fatta. C'erano 2 Apache giù al villaggio. Tutte e 2 morti. Lei l'ho trovata a Jornada de Muerto. Le sono riconoscenti? Pensavamo di partire per Santa Fe domani mattina. Non l'ho portata qui perché l'ammazzasse. Questi non sono affari suoi. È 2 contro 1. Ci vogliono 3 giorni per Santa Fe.
E in queste circostanze siete morti. Voglio che mi dia la mia quarta parte della ruota. Sicché l'unica differenza esistente fra un cacciatore di scalpi e un uomo di principi è il prezzo. No, ma solo se diveniamo a un accordo. E sarebbe? Il contratto della ragazza. Per la mia parte. È un aspetto di gran lunga migliore. Sapevo che avevi bisogno solo di una notte di riposo. Lasciami qui. Sciocchezze. Ma non hai capito. Il mio non era un sogno. Ho trovato il tesoro. Vieni. Lo sai che potrai diventare una signora? Vivrai nella casa più elegante di tutta Londra. Noi partiremo all'alba. Questo ti appartiene. Non riesco a capire. È tutto a posto. Per quando sarai in grado di viaggiare, ritornerò. Stai cercando di consolarmi. Ti prego, continua ad agire così. Voglio disperatamente credere a questo. Io non potevo partire senza rivederti. Buongiorno, capo. Vedo che ti svegli presto. C'è un lavoro da fare. Bisogna prendere quella ruota e portarla a Santa Fe. C'è odore di morte. È qui. Le notti diventano più fredde. Sì. La mia gente migrerà a sud. Hai avuto l'idea giusta, ma sbagli direzione. Noi non possiamo aiutarvi. Io credevo che avessi un debito di riconoscenza. Non c'è niente di personale.
No, è solo una questione di affari. Tu mi piaci. Tirala su! Fermi! Fermi! Alzati! Alzati o ti lascio qui! della canna. Vedo che sei ragionevole, capo. Ehi, Nostromo. Non ti ho mai sentito dire cosa farai con la tua parte. Perché sprecare il mio fiato? Provaci. Non sei in grado di apprezzarlo. Perché? Cosa credi? Barbone. Ma non sei così stupido da non capire che a un vecchio fottuto come te non basterà tutto l'oro per tenersi quella puttana accanto. Hai il primo turno di guardia. Tieni gli occhi bene aperti. Ok. Pazienza, bellezza. Ancora un giorno e gli staccheremo le palle a quello.
Grazie. Volpe danzante. Mangiare per tuo viaggio. Io vecchio e vuole morire qui. Ma io ho salvato te per tu salvare mia gente. Voi portatemi quella ruota a Santa Fe e io vi comprerò un oceano di whisky. Sei sicuro circa quella sorgente d'acqua? Spero di sì. Qui non ce n'è più una goccia. Non abbiamo infranto nessuna legge. Ma quando scopriranno cosa trasportiamo, questa sarà l'unica legge. Gira quel cannone di là. Buenos días, señores. Buongiorno, tenente. Ovviamente denuncerete la vostra scoperta appena arriverete a Santa Fe. Certo. Stavo giusto dicendolo. Prima ancora di darci una ripulitina, dobbiamo andare dalle autorità e informarle. Posso offrirvi un po' d'acqua? Oh, grazie. Non c'è bisogno. Ne abbiamo un sacco. Saprete certo che per la legge messicana nessuno straniero può impadronirsi di oro trovato nei nostri confini. Questa deve essere una legge nuova. A Santa Fe più della metà dei cercatori sono americani. Non sempre applichiamo la legge, signor. Questa non è una novità. Quanto viene a costarci la cittadinanza? Avete un simpatico senso dell'umorismo, signor.
Esattamente cosa vuole, tenente? In nome del generale Santana del Messico, devo prendere possesso del vostro contrabbando illegale. Questo è un peccato. In nome di Andy Jackson, il generale può prendersela nel culo. Aspetterò una vostra decisione. Lui vuole tenersi tutto il malloppo per sé, non lascerà nessuno in vita per poterlo raccontare. Che cosa diavolo stanno aspettando? Natale. Per quell'epoca saremo tanto congelati da non riuscire neanche a muoverci. Svegliati, Delaware.
Io ti prometto... Erba malata. Sabbia nel cannone, erba malata nel pozzo. Dovremo berci la neve. L'hai uccisa tu! Perché mi hai risparmiato? Non l'ho fatto. Dove ti porterà il vento? Io vado nel Texas. A Fort Alamo.
I nostri anziani dicono, nessuno vive a lungo, solo le montagne e la terra.